Tanto i corrotti che i corruttori sono allo stesso livello, quindi gli imprenditori vanno emarginati, quelli che non rispettano le regole. Sono scossi gli industriali, colpiti dalle vicende giudiziarie degli ultimi giorni legate al Mose, una delle opere più importanti di sempre. Non hanno paura di chiedere che i colpevoli vengano allontanati dagli appalti e dalla politica, e l'Associazione del Veneto vuole l'applicazione di un codice etico già approvato da tempo, che porti un vantaggio nell'assegnazione degli appalti alle aziende che aderiscono alle regole di comportamento. Una cosa è certa, il Mose va completato al più presto. Io credo che vada portato a termine il Mose e in maniera anche ancora più decisa di prima, e per questo ho deciso che la settimana prossima tutto il Consiglio regionale Veneto andrà in visita ai cantieri del Mose, proprio per dimostrare che i problemi delle persone sono una cosa, la grande infrastruttura, la grande opera, la più grande del Veneto è un'altra. Confindustria spera che la recessione sia finita, ma il PIL è tornato ai livelli del 2000 in Veneto, roccaforte del settore manufatturiero, quindi si resta in bilico tra ripresa e ricaduta, e questi scandali possono creare danni d'immagine ma anche economici. Io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, io dico guardiamo avanti, ce ne siamo liberati, abbiamo un sistema nuovo, ripulito, e quindi andiamo avanti. Non ce lo saremmo mai aspettato, e questo è un danno d'immagine per il paese che è incredibile, e qualcuno lo sta pagando. Abbiamo già visto che ieri Cortina proprio per questo probabilmente è stata fortemente penalizzata. Sulle vicende giudiziarie è intervenute anche Elena Di Gregorio, segretaria generale della CGIL del Veneto, che chiede un patto regionale per la legalità, stop alle deroghe, ai regimi di eccezionalità delle opere e all'uso facile del project financing, ma la CGIL chiede anche la continuità della vita amministrativa di Venezia, chiamata ad affrontare molte sfide per il futuro.